Si è svolta presso la prefettura di Agrigento una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Salvatore Caccamo, alla presenza del sindaco di Agrigento Miccichè, dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e della polizia locale. Al centro dell'incontro la situazione dell'ordine pubblico nella frazione balneare di San Leone, che in questo periodo è stato teatro di fenomeni riconducibili alla cosiddetta mala movida, con episodi di vandalismo, schiamazzi notturni, assembramenti incontrollati nei pressi dei vari locali pubblici, nelle aree maggiormente frequentate dai giovani. Durante l'incontro è stata condivisa un'analisi approfondita degli episodi recenti, con particolare attenzione alle varie criticità legate all'abuso di alcol, alla diffusione di sostanze stupefacenti, al degrado ambientale conseguente ad un uso scorretto degli spazi pubblici. Un'attenzione particolare è stata sviluppata sui casi di commercio abusivo, con la presenza dei venditori ambulanti sul lungomare e nelle aree ad alta frequentazione. Queste attività non solo violano le norme sul commercio, ma contribuiscono al disordine, rappresentando un ulteriore fattore di degrado e di insicurezza. Al termine della riunione sono state concordate una serie di azioni operative, quali l'adozione di ordinanze sindacali con limitazione degli orari dell'apertura dei locali, divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori. Regolamentazione di queste misure si affiancano i servizi interforze nelle aree più critiche, inclusi i controlli fiscali e amministrative sulle varie attività economiche irregolari, tra cui gli operatori economici che esercitano attività di intrattenimento e serate danzanti che organizzano eventi musicali. A tal proposito è stato disposto un piano di controlli mirati a verificare il rispetto delle autorizzazioni amministrative, dei titoli abilitativi, l'osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo, la regolarità dei sistemi di emissione sonora e quelle verifiche finalizzate a contrastare l'organizzazione di eventi non autorizzati o svolti in violazione alle leggi vigenti. Infine un'attenzione specifica è stata posta con l'avvio delle procedure per l'applicazione del DASPO urbano, che serve ad allontanare i soggetti che si rendono responsabili di comportamenti violenti o molesti nei pubblici luoghi. Il prefetto Caccamo, a margine della riunione, ha dichiarato che la sicurezza urbana è un bene comune che va tutelato con fermezza senza rinunciare al dialogo con i giovani e gli imprenditori del territorio. San Leone, ha concluso Caccamo, deve poter tornare a essere luogo di socialità sana, turismo di qualità, senza degenerazioni e illegalità.